Salve a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati nel lato cartaceo della forza. Quest'oggi torniamo a parlare di The Book of Boba Fett, analizzando in particolare gli easter egg, le citazioni e i riferimenti contenuti all'interno del quinto episodio della serie. Prima di cominciare, come al solito, un ringraziamento va ai nostri spettatori, ai nostri iscritti e soprattutto ai nostri abbonati, i nostri veri Jedi, che hanno deciso di supportarci anche economicamente. A questo proposito vi ricordo naturalmente di lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e, qualora vogliate e possiate farlo, di sostenerci abbonandovi al canale. Bando alle ciance e immergiamoci nell'analisi di questa quinta puntata di The Book of Boba Fett. L'azione ha inizio presso un mattatoio gestito da macellai clatuiniani, la stessa specie aliena già vista in episodio 6, Il ritorno dello Jedi, The Mandalorian capitolo 4 e The Book of Boba Fett capitolo 4. Tali alieni sono intenti a lavorare quelle che, stando ai concept art della puntata, parrebbero vagamente assomigliare a carcasse di Town, le cavalcature già viste in episodio 5, L'impero colpisce ancora. È in questo contesto che appare il Mandaloriano Din Djarin, che, facendosi strada nel mattatoio, si dirige verso il capo dei Clatuiniani, un tale Caba Base. Dinanzi al falso stupore dell'alieno, il Mandaloriano estrae un localizzatore, già visto più volte durante la prima stagione di The Mandalorian. Localizzatore che dimostra la presenza, a brevissima distanza, di un individuo dotato di un codice a catena corrispondente a quello appunto di Caba Base. Per fornire un'ulteriore prova schiacciante, il Mandaloriano estrae inoltre un ologramma di taglia. Caba Base tenta dunque di negoziare la propria libertà, ma il cacciatore di taglie è implacabile e ripete quella che è la sua battuta tipica: ti posso catturare vivo o ti posso catturare morto. Din Djarin si ritrova ben presto obbligato a combattere ferocemente e in particolare a sfoderare la spada oscura, ottenuta in seguito alla vittoria in duello contro Moff Gideon nel capitolo 16 di The Mandalorian. Vista la scarsa esperienza nell'uso della spada laser, tuttavia, il Mandaloriano si procura una brutta ferita alla coscia sinistra. Ci troviamo poi sulla superficie dell'inedito mondo anello di Glevis, in cui Din Djarin si fa strada zoppicando per i bassi fondi, portando con sé la testa mozzata di Caba Base. Giunto poi a Kolzok Alley, dove ha ricevuto istruzione di recarsi, il Mandaloriano attiva il proprio visore a raggi ultravioletti, che gli consente di riconoscere le indicazioni per una porta recante l'effigie di un mitosauro. È qui che Din Djarin incontra due vecchie conoscenze, ossia Paz Vizsla e l'Armaiola, datisi alla macchia dopo gli scontri su Nevarro che hanno portato allo sterminio della tribù mandaloriana, scontri che abbiamo visto nei capitoli 3 e 8 di The Mandalorian. I due curano rapidamente la ferita del Mandaloriano utilizzando del Bacta Spray. L'Armaiola spiega poi che i Mandaloriani esistono da 10.000 anni e sostanzialmente sono secondi in longevità soltanto all'Ordine Jedi e alla Vecchia Repubblica, che invece esistono da ben 25.000. Chiunque brandisca la spada oscura, poi forgiata oltre 1.000 anni prima dal Mandalor, nonché unico Jedi mandaloriano, Tar Vizsla, può guidare tutto Mandalor. Questo tuttavia vale solo se l'arma è stata vinta secondo il credo in battaglia. In caso contrario, Mandalor verrà distrutto e il suo popolo si disperderà in tutta la galassia. L'Armaiola ricorda inoltre che il mitosauro si leverà per annunciare una nuova era per Mandalor, ma prosegue che purtroppo questo animale esiste soltanto nelle leggende, in chiaro riferimento metanarrativo all'universo Legends. Tuttavia, come ben sappiamo, c'è sempre un fondo di verità nelle leggende. L'Armaiola afferma poi che la lancia di Beskar ottenuta da Din Djarin nel capitolo 13 di The Mandalorian debba essere distrutta e forgiata in un'armatura. Questo perché l'acciaio mandaloriano ha scopo solamente difensivo e non offensivo, non può mettere a rischio i mandaloriani stessi. A dirla tutta, anche i sibilanti, i dardi utilizzati da Din Djarin sono fatti di Beskar, ma è possibile ipotizzare che siano troppo deboli per perforare un'armatura, mentre invece la lancia ne abbia la capacità. L'Armaiola prosegue poi ricapitolando l'intera storia mandaloriana degli ultimi decenni, citando il clan Kryze, cui appartengono sia Bo-Katan che Satine, l'ormai defunta duchessa di Mandalore e unico amore della vita di Obi-Wan Kenobi,
ma cita anche la Ronda della Morte e l'esilio della Ronda stessa sulla Luna Concordia, e cita l'acclamazione di Bo-Katan come Mandalore, nonostante la spada oscura non sia stata conquistata in duello, bensì donatale da Sabine Wren. E cita infine la Grande Purga e la Notte delle Mille Lacrime, l'evento in cui i Mandaloriani sono stati sterminati dalle truppe imperiali guidate da Moff Gideon. Din Djarin chiede poi all'Armaiola di utilizzare parte del Beskar fuso dalla lancia per forgiare qualcosa per Grogu. Nonostante l'iniziale diffidenza da parte della guerriera, infine la richiesta è accolta e per Grogu viene forgiata una cotta di maglia, o almeno quello che sembra essere una cotta di maglia, molto simile alla cotta di Mithril vista nel Signore degli Anelli. Questa viene poi racchiusa in un fagotto che simbolicamente ricorda l'aspetto dello stesso Grogu. Din viene poi addestrato nell'uso della spada oscura, mentre il ritmo viene scandito dalla voce dell'Armaiola, che recita dei numeri in Mandoa, la lingua dei Mandaloriani. Din tuttavia pare faticare molto a entrare in connessione con la spada e di conseguenza questa diventa più pesante a ogni colpo. È a questo punto che Paz Vizsla, discendente di Tar, rivendica la spada oscura per sé, ritenendosi più degno. Lo scontro pare inizialmente volgere a suo favore, ma nel momento in cui questi raccoglie la spada oscura, la situazione si ribalta, poiché anche lui, proprio come Din, non ne è degno, e anche lui, come e anche più di Din, la trova particolarmente pesante da brandire e fatica a utilizzarla. Il duello si conclude dunque con la sconfitta di Paz, mentre l'Armaiola pone a entrambi la stessa domanda: ti sei mai tolto l'elmo? Naturalmente Paz Vizsla non ha problemi ad affermare di non averlo mai rimosso, ma lo stesso non si può dire per Din Djarin, che nel corso della seconda stagione di The Mandalorian lo ha rimosso ben 2 volte in presenza di altri individui. L'unico modo per espiare tale colpa è immergersi nelle acque viventi sotto le miniere di Mandalore, che sono tuttavia considerate distrutte. Per questo motivo a Din Djarin non resta che abbandonare la tribù di Nevarro. Il Mandaloriano, chiamato da Pelimotto, si dirige quindi su Tatooine, a Mos Eisley, attracco 3-5. Qui Pelimotto e i suoi pavidi droidi di serie BD, Doom, R5D4 e WED-15, chiamato anche Treadwell, si trovano alle prese con un toporago particolarmente aggressivo, che tuttavia Din Djarin elimina senza troppi complimenti. La riparatrice a questo punto svela di aver trovato una sostituzione per la Razor Crest, la nave d'assalto ST-70 distrutta durante l'attacco imperiale su Titan nel capitolo 14 di The Mandalorian. Si tratta in particolare di un cacciastellare N1 di Naboo, commissionato niente meno che dalla regina in persona. Viste le condizioni del velivolo, tuttavia, Din Djarin lo etichetta come un semplice pezzo di ferraglia, come già fatto molte volte con il Millennium Falcon. Pelimotto tuttavia protesta, poiché con qualche modifica speciale il mezzo potrà diventare più veloce di un Fadier, le creature già viste su Canto Bight in episodio 8 Gli ultimi Jedi. Le riparazioni hanno dunque inizio e tra i materiali ritrovati dai Java si trova in particolare un potenziatore di combustione a densità criogenica, sostanzialmente la stessa barra di metallo utilizzata da Han Solo per tentare di bloccare le pareti del compattatore di rifiuti in episodio 4 Una nuova speranza. L'indomani, al primo canto del pipistrello delle sabbie, già visto in The Old Republic, il cacciastellare N1 di Din Djarin è dunque pronto per un giro di prova, che lo conduce a Beggar's Canyon e gli fa ripercorrere parte della corsa di Buntaib vista in episodio 1, La minaccia fantasma. Visto tuttavia l'eccesso di velocità, il cacciastellare N1 viene ben presto raggiunto da 2 ala X T-65B della Nuova Repubblica, pilotati rispettivamente dal capitano Carson Teva, già visto nei capitoli 10 e 12 di The Mandalorian, e dal tenente Reed, qui interpretato da Max Lloyd Jones, controfigura di Mark Hamill nel 16° capitolo di The Mandalorian. Onde evitare problemi, tuttavia, il Mandaloriano se la dà a gambe e fugge alla massima velocità. Del resto, come dice lui stesso, il caccia N1 è un velivolo davvero magico, Wizard in lingua originale, in riferimento all'intercalare tipico di Valo diffuso nel resto della galassia da Ram Jomaram al tempo dell'Alta Repubblica e usato perfino da Kitster in episodio 1 La minaccia fantasma.
Al suo ritorno, il Mandaloriano viene raggiunto da Fennec Shand, che lo informa dunque che Boba Fett, che qui viene solo nominato e mai mostrato in questa puntata, è alla ricerca di muscoli per condurre la propria guerra contro i Pike. Din Djarin si rende dunque disponibile, rinunciando anche alla paga offerta dal daimyo, ma solo dopo aver fatto visita a un piccolo amico. Bene, l'analisi di oggi finisce qui. Io mi auguro naturalmente che abbiate gradito questo video e vi invito dunque a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Come al solito rinnovo il mio ringraziamento agli spettatori, agli iscritti e ai nostri abbonati, i nostri veri Jedi, invitandovi a vostra volta ad abbonarvi se volete e potete offrirci un supporto anche economico. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Sundari Nights Live e, come sempre, buone letture Star Warsiane e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!